Dietro ci sono queste aziende di genetica come Aviagen o Highline, che sono dei colossi da cui dipende tutto l'allevamento, perché la selezione genetica è quella che ti aiuta a rendere appunto sempre più profittevoli purtroppo questi animali nel minor tempo possibile. Cioè, come se la gallina che magari hai sempre visto da tua nonna in campagna fosse la gallina di oggi, invece non è così. Il fatto è un pulcino che però in pochissimo tempo, per via di tutte le modificazioni genetiche che sono state fatte, cresce tantissimo, soprattutto petto e cosce, ma lo scheletro e gli organi interni non hanno lo stesso tasso di crescita, quindi i muscoli finiscono per schiacciare i polli molto lentamente e molti di loro finiscono per non muoversi più. Anche per esempio per le scrofe oggi hanno un numero maggiore di capezzoli per produrre più maiali con lo stesso numero di scrofe.